Finalmente il tanto sperato incontro tra i principali leader del centrodestra si è svolto ad Arcore, nella villa di Silvio Berlusconi. Attorno a un tavolo, all'ora di pranzo, con un menù scelto dagli chef di Villa San Martino, ci sono Giorgia Meloni e Matteo Salvini, insieme dopo quasi 100 giorni di silenzio, e naturalmente il padrone di casa, Silvio Berlusconi. Ordine del giorno è affrontare le divisioni sulle candidature alle amministrative in tutto il paese e la difficile riconferma del presidente siciliano Nello Musumeci. Temi molto caldi anche sul tema della legge elettorale, che vede in accordo Lega e Forza Italia contraria al ritorno al proporzionale voluto fortemente da Fratelli d'Italia. La prima questione è quella di trovare l'accordo su molti candidati sindaco di centrodestra nel paese, con una coalizione ancora divisa su molti capoluoghi in provincia. Alla fine, dopo una lunga trattativa, i tre trovano la quadra su 21 dei 26 sindaci. Solo 5 candidati andranno da soli al primo turno e poi saranno insieme ai ballottaggi. Sul tavolo la situazione Sicilia, con la precisa e determinata volontà del partito della Meloni di chiudere subito sulla riconferma di Musumeci, e la melina calcistica della Lega di perdere ancora tempo, mentre il Cavaliere, convinto sostenitore dell'unità del centrodestra, si sbilancia su un sì a Musumeci, provocando reazioni a catena. E infatti Berlusconi a dichiarare dopo l'incontro ai cronisti presenti: abbiamo parlato di come sono andate le scelte dei candidati per le prossime elezioni amministrative. Per quanto riguarda le città più importanti abbiamo trovato l'accordo per 21 città, su 5 l'accordo non è stato ancora trovato per pure contrapposizioni locali persona contro persona, ma siamo sicuri che negli eventuali ballottaggi troveremo l'accordo. Dopo qualche ora arriva la dichiarazione di Meloni, che puntualizza alcune questioni dopo l'incontro. È sicuramente positivo essersi incontrati, ma l'unità della coalizione non basta declamarla, occorre costruirla nei fatti, a partire dalla non ufficializzata ricandidatura del presidente uscente Musumeci in Sicilia, su cui la personale dichiarata disponibilità di Silvio Berlusconi si è fermata di fronte alla richiesta di Matteo Salvini di ritardare l'annuncio del candidato. È assolutamente necessario, ribadisce Giorgia Meloni, ufficializzare la ricandidatura di Musumeci per non indebolirlo in vista delle regionali d'autunno, favorendo così la sinistra. E dalle perplessità del CAV, motivate da alcuni sondaggi, Fratelli d'Italia replica sottolineando come un'alternativa vera al governatore uscente ad oggi non esista proprio.